È diventato un caso il blitz delle forze di polizia al liceo classico Umberto di Palermo. Qualche giorno fa il dirigente scolastico della scuola palermitana ha chiesto intervento dei carabinieri dopo aver fiutato droga all'interno della scuola. Alcuni genitori si sono sentiti traditi per la mancanza di un rapporto di fiducia con la scuola che avrebbe dovuto convocare prima i genitori e poi avviare le verifiche sul consumo di droghe leggere o pesanti. Alcuni genitori sostengono che sia venuto meno l'accordo sottoscritto in fase di iscrizioni ed altri hanno chiesto un confronto aperto con i ragazzi con i quali si è interrotto un patto di fiducia, un'iniziativa che ha suscitato l'ira degli alunni ed ha spaccato professori e famiglie. Anche ad Agrigento e ad alcuni istituti scolastici sono stati segnalati casi del genere ed in taluni casi è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Alcuni genitori del liceo classico di Palermo si sono schierati a sostegno dell'iniziativa del preside, che aveva raccolto l'allarme delle famiglie preoccupate per il fenomeno del consumo di droghe a scuola. Altri hanno preso le distanze, convinti che l'incursione dei carabinieri a scuola non sia il modo migliore per affrontare il problema che pure esiste. I dati dei SERT, il servizio per le tossicodipendenze a Palermo, riportano che nel 2018 sono circa un centinaio i minorenni che si sono rivolti ai servizi per chiedere aiuto, fumano marijuana a 13 anni e si costruiscono la prima pipetta per sciogliere cristalli di crack ormai sempre più diffuso, un allarme che ha coinvolto anche le scuole. Molti presidi hanno preso l'abitudine di far fare le ronde bidelli, molti istituti in Sicilia hanno ricevuto la visita delle forze dell'ordine nell'ambito del progetto Scuola Sicura. Un caso che ha spaccato le coscienze delle famiglie. La lettera dei genitori si conclude con una richiesta accorata al dirigente scolastico. Riteniamo necessario che lei si chiarisca con i suoi ragazzi che hanno mostrato una grande maturità civica, si confronti con loro discutendo per aver infranto con noi genitori quel patto di fiducia. Crediamo sia necessario incontrarci tutti insieme ai nostri ragazzi per ristabilire quel clima di operosità comune che è stato duramente compromesso dagli ultimi eventi. Lasciamo a voi, cari telespettatori, la libertà di decidere se è giusto o sbagliato e dalle vostre coscienze giudicare l'operato del dirigente scolastico che deve, prima di ogni cosa, garantire l'educazione e il rispetto delle regole, occupandosi di parlare con gli alunni, facendo informazione con le famiglie, ma soprattutto tenendo dritta la schiena, intervenendo se necessario con prontezza, coinvolgendo le forze dell'ordine.